Buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, ai titoli del nostro telegiornale. Polemiche e preoccupazioni per i permessi ai boss al 41 bis. La Cassazione annulla il carcere duro a Giovanni Rina, figlio del capo dei capi. 9 giorni di permesso invece all'ergastolano Ignazio Bonaccorsi di Catania, detenuto per omicidio. Emozione e devozione, Sant'Agata e Santa Lucia insieme a Catania, un evento storico seguito in diretta da Telecolor, cattedrale aperta per tutta la notte. Al termine di una seduta fiume notturna, via libera all'Ars, alla finanziaria regionale, il voto è arrivato intorno alle 9 del mattino, soddisfatto il presidente Schifani che sottolinea evitato per il secondo anno l'esercizio provvisorio. Miracolo in corsia, al centro di chirurgia pediatrica di Taormina, impiantato un pacemaker su una neonata di appena 1,4 kg, è la paziente più piccola al mondo. Emergenza rifiuti a Palermo, personale della RAP ridotto del 50%, quartieri periferici del capoluogo nuovamente invasi dall'immondizia. Serie B, Palermo a caccia di conferme dopo la vittoria sul Bari, domani trasferta contro il Cittadella per l'ultima partita del 2024, il Catania invece si prepara ad affrontare un gennaio che si prospetta difficile. Ancora buonasera. L'ufficio di sorveglianza di Padova ha concesso 9 giorni di permesso al boss ergastolano Ignazio Bonaccorso, 67enne, capo clan dei Carateddi di Catania, anche se la DDA Etnea aveva espresso parere contrario. La motivazione? Far visita alla madre malata. Il servizio di Simona Mazzone. Nonostante il parere contrario della DDA Etnea, l'ufficio di sorveglianza di Padova ha concesso ben 9 giorni di permesso al boss ergastolano Ignazio Bonaccorsi, 67enne capo del clan dei Carateddi di Catania, uomo di fiducia dello storico capomafia Turi Cappello, con cui venne arrestato a Napoli nel 92. Nel provvedimento si parla di evento eccezionale finalizzato esclusivamente alla visita della madre malata. Il boss dovrà muoversi in autonomia, restare a Catania in regime di detenzione domiciliare e rientrare nel carcere di Padova a gennaio. Permessi premio e condotta regolare hanno fatto il resto. Bonaccorsi sta scontando l'ergastolo con isolamento diurno per 2 anni. Tra i reati per cui è stato condannato anche l'omicidio di Giuseppe Piterà, 49enne assassinato a Catania il 25 gennaio del 97 all'interno di una bettola di San Berillo Nuovo. La sua colpa, secondo le indagini, uno sgarbo indiretto che sarebbe avvenuto nel carcere di Bicocca, dove il fratello della vittima, Rosario, non avrebbe fatto le condoglianze al boss Bonaccorsi per la morte del fratello Massimiliano, ucciso 2 giorni prima. La notizia arriva all'indomani dello stop al carcere duro dove si trova dal 2002 per il figlio di Totò Riina, Giovanni, arrestato nel 96 e che si è visto accogliere dalla Cassazione con rinvio il ricorso presentato contro la proroga del 41 bis. Adesso i giudici, esaminando il ricorso del detenuto, hanno ritenuto meramente apparente la motivazione del Tribunale di sorveglianza di Roma, che lo scorso giugno aveva invece giudicato corretto il provvedimento. Oggi per la prima volta le spoglie di Santa Lucia, patrona di Siracusa, sono arrivate a Catania, un evento storico seguito in diretta da Telecolor già da oggi pomeriggio, dall'arrivo in piazza San Placido della Martire per poi seguire la processione di Vittorio Emanuele e l'ingresso in cattedrale. Qui un altro momento significativo, a quasi un mese dai grandi festeggiamenti agatini, l'ostentazione in particolare del busto reliquiario di Sant'Agata, 2 martiri siciliane, una accanto all'altra con la basilica che resterà aperta per tutta la notte per una lunga veglia di preghiera animata dagli Amici del Rosario assieme a tante altre realtà diocesane. Poi alle 17 di domenica altro appuntamento. I nostri telespettatori in diretta su Telecolor potranno seguire l'apertura dell'anno santo 2025 con la messa celebrata dal vescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna. State vedendo queste immagini dell'uscita del busto dal sacello di Sant'Agata, vedete, immagini straordinarie, sempre molto significative ed emozionanti.
Al termine di una lunga notte, adesso parliamo di politica, al termine di una lunga notte trascorsa a Sala d'Ercole il Parlamento siciliano ha approvato la legge di stabilità della regione, il voto finale è arrivato intorno alle 9 di questa mattina dopo un iniziale accordo di ieri sera e una doppia riscrittura del maxi emendamento. Il servizio è di Manlio Viola. Alla finanziaria della regione siciliana. Con 39 voti favorevoli, l'ARS ha detto sì al bilancio e alla finanziaria della regione. La legge di stabilità siciliana ha visto la luce dopo 2 stop tecnici per l'ammissibilità di alcune norme nel maxi emendamento e poi l'allineamento fra bilancio e finanziaria. 2 passaggi fondamentali senza i quali non si sarebbe potuto procedere con il voto finale. L'esercizio provvisorio è scongiurato per il secondo anno consecutivo e per la prima volta negli ultimi 20 anni l'approvazione arriva entro la fine dell'anno solare. L'accordo si è trovato un vertice fra Galvagno, Schifani e Dagnino, ma per farlo reggere è stato necessario riscrivere oltre metà del maxi emendamento in aula. Abbiamo rispettato i tempi e le regole. Per la Sicilia significa una svolta, avere certezza della spesa pubblica, sostegno alle fasce deboli, sostegno ai consumi, sostegno al mondo imprenditoriale che creerà posti di lavoro. Questo è il nostro impegno che continuerà giornalmente, quotidianamente, senza sosta. L'Aula ha approvato fra l'altro la stabilizzazione del personale ASU dei beni culturali a 36 ore presso la partecipata SAS. Ci sono poi 10 milioni per gli enti locali, 10,5 per il Fondo Unico del Turismo, soldi per il contrasto alla carenza di medici, per la crisi idrica, per il polo industriale di Siracusa, per l'aeroporto di Birgi e il prolungamento fino alla fine del 2023 della sanatoria sul bollo auto. Adesso andiamo nel Messinese, a Taormina per la precisione, perché è stato effettuato un intervento storico al centro di cardiochirurgia pediatrica, ha impiantato un pacemaker su una neonata di 1,4 kg. Pensate, la piccola soffriva di una rara patologia, un caso che aiuta la comunità scientifica mondiale, ha spiegato così l'intervento il direttore Agati, ma paradossalmente rimane in bilico il futuro del centro. Orazio Longo. 2 ore e mezza, tanto è durato lo storico intervento eseguito all'ospedale San Vincenzo di Taormina dal team medico del Centro di Cardiochirurgia Pediatrica del Mediterraneo, CCPM, per impiantare un pacemaker a una neonata di appena 1,4 kg. Secondo i medici è la più piccola paziente al mondo in termini di peso a ricevere il dispositivo elettronico. La parte tecnica più difficile, se vogliamo, è posizionare, perché il pacemaker viene posizionato in addome. Perché proprio non c'è spazio fisico nel torace. Aggiungiamo qualcosa alla comunità scientifica ed è questo, diciamo, il messaggio più importante. La bambina di Agrigento, già dimessa dall'ospedale, era nata prematura con un grave difetto di conduzione cardiaca, positiva al dosaggio anticorpale per una rara patologia immunitaria congenita definita sindrome di Sjögren. La bimba dovrà solo ed esclusivamente mangiare, crescere e fare le cose dei bimbi. Farà dei controlli qui da noi, perché il cuore ora dovrà crescere, bisognerà capire come cresce, che tipo di conduzione diciamo, si otterrà alla fine dell'impianto, dopo 6 mesi dall'impianto. Un altro miracolo in corsia per il CCPM di Taormina, il cui futuro però resta paradossalmente incerto. Per raggiungere certi risultati serve tanti anni, anni di esperienza, la possibilità di poter lavorare in condivisione con tanti professionisti. Se qualcuno si sente di interrompere questa esperienza, noi accetteremo, non possiamo fare altrimenti. Adesso cambiamo argomento. A Palermo, come sempre durante il periodo di feste, torna l'emergenza rifiuti. La RAP, che è la ditta che si occupa della raccolta, è a ranghi ridotti perché il personale è dimezzato, così i quartieri periferici del capoluogo sono invasi dalla spazzatura. Marco Gulla. Natale sotto i rifiuti. Palermo, ancora una volta l'emergenza immondizia travolge parte della città. Qui siamo in via Antonio Marinuzzi. I rifiuti invadono il marciapiede, parte anche della carreggiata. Molti residenti devono letteralmente dribblare i sacchi di immondizia per poter percorrere questo tratto di strada. La RAP è a ranghi ridotti, personale in servizio è previsto al 50%. In teoria, nei festivi non si potrebbe nemmeno conferire la spazzatura, ma in pratica i cittadini non possono tenere in casa l'immondizia.
E allora il risultato è quello che vedete in queste immagini. Le periferie sono quelle che come al solito soffrono di più. Dal CEP allo Zen, via Palmerino, Zanoleto, tutti i quartieri che annaspano tra i rifiuti. E poi l'indifferenziata, un frigorifero abbandonato sul Fiumoreto, una cartolina grigia ed eloquente dell'inciviltà di molti cittadini. Da piazzetta Cairoli, sede della RAP, arriva solamente la conferma che l'azienda c'è e sta facendo di tutto per recuperare l'arretrato, ma all'orizzonte ci sono le feste di Capodanno ed è facile ipotizzare che l'emergenza continuerà. A Catania, dove compare il verde che non ti aspetti. Ci sono arbusti rigogliosi che crescono tra il cemento, mentre in piazza Lanza e a largo Bordighera l'illuminazione viene ricoperta dalle fronde degli alberi. Ci racconta tutto Torino De Mano. Le lampade che illuminano gli alberi e non la strada, gli alberi lasciati sui marciapiedi. A Catania tutto è il contrario di tutto e in tema di verde i paradossi si sprecano. Arbusti che crescono rigogliosi sul cemento aumentano di settimana in settimana come la vegetazione spontanea che vedete nel sottopasso di Viale Fleming. Segnalato oltre un mese fa da un telespettatore al nostro numero di WhatsApp 342 74 55 005, l'alberello è vivo e vegeto e continua ad invadere la sede stradale. Situazione ancor più critica in piazza Lanza che a calar del sole e al buio perché molti lampioni sono nascosti dalle fronde degli alberi. Sono tanti messaggi giunti in redazione, uno di questi, sempre in piazza Lanza, denuncia la presenza sul marciapiede di alcuni rami spezzati dal vento accatastati lì addirittura da settembre. E se di sera per la scarsa illuminazione non si vedono, di giorno sono ben visibili, ad eccezione di chi dovrebbe occuparsi della rimozione. A largo Bordighera gli alberi nascondono i lampioni, come denuncia questo residente. È dal 2020 che non riesco a farli potare. Non c'è una priorità. Largo Bordighera non fa parte delle priorità. Eppure sotto gli alberi c'è un'area attrezzata per bambini. Per loro, all'ingresso, consigliamo un caschetto protettivo. Benvenuti nel percorso avventura di Largo Bordighera. In provincia di Catania sono state ritirate 16 patenti di guida negli ultimi giorni, effettuate dalla polizia, dai controlli della polizia della città di Catania. Gli automobilisti sono stati quasi tutti sorpresi a parlare al telefonino alla guida o sorpresi in stato di ebbrezza. 15 automobilisti invece sono stati multati per sosta irregolare. Sono stati trovati, pensate, anche in tripla fila nei pressi del mercato di Piazza Carlo Alberto. A Messina, 116 anni fa, il terremoto, oggi una giornata di ricordo, è stato istituito e inaugurato Largo 28 dicembre. Vediamo di che si tratta in questo servizio di Francesco Triolo. 37 secondi che ancora oggi, a distanza di 116 anni, fanno sentire il loro peso. Il terremoto del 1908 per Messina ha rappresentato l'anno zero della città, una scossa di magnitudo 7.1 che alle 5:20 del mattino ha raso al suolo Messina causando 60.000 morti e che ha cambiato il volto della città. Mancava però un luogo, quello della memoria, che potesse ricordare ai messinesi e ai turisti la forza devastante di quella scossa, un luogo fisico voluto che ha trovato spazio dietro il campanile del Duomo, dove è ospitata la colonna crocifera, già simbolo del ricordo del terremoto. Da oggi si chiamerà Largo 28 dicembre e l'intitolazione è avvenuta grazie al via libera della prefettura, arrivato alla vigilia di Natale. Non è un simbolo, la memoria va ricordata anche con gesti come questo. È una zona che abbiamo ripreso, riqualificato e che dobbiamo continuare a vivere, ricordando magari, guardando quella targa, quello che è successo, da dove si è partiti e dove stiamo andando. Quindi credo che sia un'occasione veramente importante per ricordare non solo le vittime del terremoto, ma anche chi ha dato una grande mano alla ricostruzione, il grande calore umano che è venuto da tutte le parti del mondo. Quindi ripeto, guardiamo il passato per costruire un futuro migliore. Adesso una buona notizia per i consumatori, perché da oggi telefoni cellulari, tablet, fotocamere, console, insomma tutto quello che deve essere caricato con un caricatore e venduto nel territorio dell'Unione Europea avrà un solo caricabatterie di tipo C. Ci spiega tutto Veronica Barbarino.
Arriva una ecorivoluzione. Da oggi per il campo dell'alimentazione e dei dispositivi elettronici entra in vigore la nuova normativa europea sul caricatore elettronico unico con la presenza obbligatoria di una porta USB di tipo C. Questo è il nuovo cavo che a partire dal 28 di dicembre regolamenterà l'alimentazione di tutti i sistemi e dispositivi elettronici che vanno dai cellulari, tablet, PC e anche accessori per console. Questa scelta europea consentirà di porre fine allo spreco di migliaia di tonnellate di rifiuti elettronici e semplificherà la vita dei consumatori, eliminando la necessità di avere con sé caricatori diversi e spesso inutilizzabili. Forse è meglio così, perché in effetti avere diversi tipi di cavi non è che avesse questo senso. Penso che non sia un problema, maggior gente se ne possa usare uno qualsiasi, anzi penso che sia una cosa giusta. La nuova norma inoltre è un toccasana per le tasche degli europei. Attualmente infatti si spendono circa 250 milioni di euro all'anno in caricabatterie che spesso diventano superflui o inutilizzabili. Essendoci un cavetto comunque universale io poter caricare tutte le cose elettroniche che io ho a casa e quindi risparmio un po' di più proprio sull'elettronica in un certo punto di vista. Va bene così, insomma. Al Metropolitan invece parliamo di spettacolo. Arriva da questa sera Shrek, il musical ispirato all'omonimo film di animazione che vinse il premio Oscar nel 2001. A interpretare l'immaginario orco l'attore catanese Damiano Spitaleri. Il servizio. La favola di Shrek raccontata attraverso il linguaggio del musical, riadattamento dell'omonimo film del 2001, vincitore del premio Oscar come miglior film di animazione, tratto dal libro illustrato di William Steig. Ad interpretare l'immaginario orco verde è eccezionalmente il catanese Damiano Spitaleri. Il ruolo è di Michele Savoia, che mi ha dato questa grande opportunità di poterlo fare qui a casa mia. E Shrek è un titolo normalmente associato a bambini, però a chiunque. La storia di Shrek è adatta a tutti, per grandi, piccoli, ha una trama intricata però delicata, quindi è un personaggio buono, un orco buono. Prodotto da Anche Cinema con la regia di Graziano Galatone, lo spettacolo in tour nei più importanti teatri italiani fa tappa a Catania questa sera al Teatro Metropolitan. I cartoni hanno sempre questi personaggi strambi, invece Shrek è probabilmente il più umano all'interno della storia, quindi portare umanità all'interno di un contesto che è tutt'altro che umano, è grottesco, è difficile però è emozionante. Lo show è arricchito da imponenti scenografie fisiche e digitali con oltre 20 cambi di scena. Adesso ci fermiamo, una piccola pausa, poi un'ampia pagina di calcio. Bentrovati nella seconda parte del nostro telegiornale, parliamo di calcio in Serie B, ultima partita dell'anno, domani per il Palermo che rende visita al Cittadella Rosanero a caccia di conferme dopo la vittoria sul Bari. Il servizio di Marco Gulla. Al Tombolato contro il Cittadella domani pomeriggio, nella prima giornata del girone di ritorno, il Palermo chiuderà il suo 2024. Tante ombre, poche luci, un anno decisamente anonimo per una squadra che in questa stagione era stata costruita per lottare fino in fondo per la promozione diretta. E invece i rosanero galleggiano fuori dai playoff in attesa del match di domani contro i Veneti. Se la vittoria contro il Bari avrà guarito la formazione di Dionisi lo scopriremo solamente dopo la gara del Tombolato contro un Cittadella che si è spesso rivelato vera bestia nera del Palermo. Il Cittadella è ostico per tutti, in casa poi è veramente un avversario difficile da giocare perché corrono tantissimo, perché ti aggrediscono, perché ti riattaccano subito. Dionisi dovrebbe confermare in gran parte la formazione che ha battuto il Bari, anche perché le alternative scarseggiano. Lo staff medico valuterà le condizioni di Di Francesco, uscito anzitempo durante l'ultima partita, e l'allenatore potrebbe considerare di rinforzare il centrocampo per garantire maggiore equilibrio alla squadra. In attacco la coppia composta da Brunori e Ledoaron ha dato segnali incoraggianti contro il Bari e quindi dovrebbe essere confermata. Fischio d'inizio alle ore 17:15. E adesso parliamo del Catania che si appresta ad affrontare una fase decisiva della stagione per il mercato, ma anche per un calendario che lo vedrà opposto alle prime della classe. Il servizio di Marco Carli.
Un campionato si decide fra marzo e inizio aprile, soprattutto quando, come in Serie C, va anche definita la griglia playoff. Ma è indubbio che i prossimi 40 giorni, l'intero mese di gennaio fino ai primi 10 giorni di febbraio, avranno un peso decisivo per il Catania. Per il mercato, senza dubbio, perché la stagione potrebbe ancora svoltare se la dirigenza rossazzurra saprà operare al meglio per cambiare senza rivoluzionare, in una finestra sempre difficile che lo diventa ancora di più quando devi sistemare gli esuberi che hai in casa. Ma anche per il calendario, perché i rossazzurri fra il 5 di gennaio e il 9 febbraio incontrano squadre d'alta classifica, soprattutto in apertura e chiusura di questo periodo. Prima dell'Epifania, la capolista Benevento. Dopo Sant'Agata, il 9 febbraio, l'attuale seconda, il Monopoli. E il 2 dello stesso mese, il Cerignola, ora terzo con Avellino e Potenza, tutte da affrontare in trasferta. Ma in mezzo c'è anche la partita in casa del Picerno, decimo e un po' in difficoltà in questa fase. Al Massimino, invece, arriveranno il Giuliano, ottavo, e unica nella parte sinistra della classifica la Juve Next Gen, reduce però da 5 risultati utili consecutivi. Farsi trovare pronti, concentrati come chiede Toscano e aver trascorso le feste dopo un 4-0 interno può aiutare, ma non è risolutivo. Per le trattative, a parte i 5 esuberi per cui si cerca soluzione, le risorse, anche in termini di monte ingaggi, per altri innesti arriveranno dalle cessioni di qualcuno attualmente in rosa: Montalto, Adamonis, Luperini, i nomi più evidenti. Il Catania vuole accelerare e per farlo non dovrà sbagliare in campo e sul mercato. Restiamo in Serie C perché la sosta non risolve i problemi del Messina, che riparte tra mille incertezze, il mercato fermo in attesa di novità per i giallorossi, mentre il Trapani sogna la coppia Lescano-Caturano. Sergio Golosi. Il Messina riparte dai soliti noti Pietro Sciotto e Giacomo Modica. Saranno loro ad occuparsi del mercato insieme ad Angelo Costa e a un direttore sportivo di prossima nomina. Fino ad oggi però si registra area di smobilitazione. Alcuni calciatori hanno chiesto di andare via. L'attaccante Gennaro Natriello, di proprietà del Bologna, piace al Monopoli. Il terzino destro Lia potrebbe raggiungere a Trapani il DS Pavone. Richieste anche per Rizzo e Petrungaro. Di acquisti non se ne parla. Il presidente Sciotto ha assicurato rinforzi a Modica, pronto a dimettersi a gennaio se non dovessero arrivare. Ripresa degli allenamenti oggi con una doppia seduta quotidiana. Sarà così fino ad inizio settimana in vista della sfida contro il Cerignola. Modica non fa sconti alla squadra, del resto la classifica parla chiaro e il Messina è in caduta libera. Il Trapani, con l'arrivo di Lia, potrebbe garantire un'alternativa a Ciotti sulla fascia destra, con Valietti operato alla spalla e fuori alcuni mesi. Il mercato granata ruota attorno agli attaccanti. Lescano è seguito da Spezia e Salernitana, ma il suo cartellino è stato valutato 1 milione di euro. Antonini e Pavone non mollano, ma rilanciano e sognano Caturano per regalarsi una super coppia di punte per inseguire la Serie B attraverso i play-off. Il Trapani tornerà in campo il 6 gennaio a Picerno. Questa era l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, non ci resta che ringraziarvi per averci seguito e augurarvi un buon proseguimento di serata.